Al pianoforte il maestro Valentino Serafini. Anche qui c'è e poi diciamo da fuori regione ospite il maestro Giuseppe Di Lizzo al flauto. Ai flauti. Allora io cedo il microfono al nostro assessore Rosalba Cossu che vuole dire due parole. Proprio solo una. Vi ringrazio a nome dell'amministrazione ma soprattutto a nome dei presenti. Cosa dire? C'è musica e musica e la vostra ha toccato veramente in maniera emozionante le corde del nostro cuore. È chiaro che c'è del gran talento, c'è una grande passione, ma c'è soprattutto un impegno costante, elevato, sempre più elevato. Quindi cosa devo dire? Grazie, complimenti e possiate arrivare ai traguardi che sognate, a cui vi siete prefissati e speriamo anche di potervi risentire altre volte, vero? Grazie, grazie! Esiste un'attrice numero 2 Quindi stanno già dicendo che il prossimo anno ci presentano il seguito, quindi la suite numero 2, quindi segnatevi l'appuntamento. Io ringrazio tutti voi per essere stati come al solito un pubblico molto caloroso, ringrazio questi splendidi maestri, la Scuola Civica di Musica, vi do appuntamento al prossimo concerto che si terrà il 7 agosto a Torre Cannai. Trovate comunque il manifesto, ci sarà un duo, pianoforte e voce, Annalisa Mameli e Corrado Aragoni, che ci presenteranno anche loro un repertorio molto variegato di musiche con tema l'amore. Quindi ai prossimi appuntamenti e buonanotte a tutti. Non c'è spettacolo senza presentatrice. Un grande applauso alla nostra Eliana.